Mister Mauro Zironelli, all'ultimo secondo, forse, ma proprio forse, è ancora più bello. Sì, certamente è stato bello perché è una partita strana dove siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto parecchie occasioni nel primo tempo anche su palla inattiva e non siamo stati bravi, abbiamo sfruttato quell'occasione con Maniero, poi abbiamo avuto anche altre occasioni con Silenzi, delle palle insomma che si poteva raddoppiare, poi abbiamo preso l'1-1 e abbiamo un po' subito il colpo, nel senso non eravamo tanto fluidi e abbiamo cercato di cambiare qualcosina nel secondo tempo, siamo andati un po' meglio, però poi non siamo riusciti a raddoppiare su altre occasioni, quella più lampante mi ricordo di Fusco, per andare sul 3-1 e poi ci siamo un po' abbassati perché mancavano 7-8 minuti, sembrava che non si rischiasse niente e nell'unica punizione alta e lunga sulla nostra area abbiamo preso gol e sono stati bravi i ragazzi a mettere la palla al centro e a reagire subito perché non era semplice e ci è andata bene, abbiamo fatto una grande azione, l'abbiamo messa giù, l'abbiamo allargata e si è sbloccato anche Cristian Silenzi che ci ha fatto prendere questi 3 punti importantissimi. Mister, però nel secondo tempo la squadra è rientrata davvero con una voglia pazzesca di ritornare in vantaggio. Sì, infatti siamo andati in vantaggio, poi abbiamo sbagliato il gol con Fusco. Maniero si era incuneato in area dove sembrava un altro calcio di rigore, però vabbè, è andata così. L'importante è che abbiamo cambiato il trend dell'anno scorso, perché l'anno scorso magari prendevamo gol agli ultimi minuti, adesso invece abbiamo cercato di aumentare la qualità per cercare anche di avere questi finali bellissimi. La buona notizia riguarda il rientro di Pablo Pérez Blanco, insomma, uomo che è stato voluto, che serviva come sta. Sì, Pablo era un bel po' che stava facendo dei minuti anche nelle partitelle con noi del giovedì eccetera, quindi era il momento giusto buttarlo dentro, era un momento un po' critico, poi purtroppo abbiamo preso il 2-2 ma siamo stati bravi a recuperare, lui ha dato una mano come tutti gli altri che sono entrati perché non era semplice rimettere la palla al centro, essere lucidi e ha fatto un gran cross, un gran controllo Gaspardo dove gli ha messo una palla bellissima per il cross a Dominici che non ha sbagliato perché poi è arrivato dal cielo Cristian che ha chiuso questa splendida giornata.